Risultano intestati a William Cerbo, detto Scarface, i 3 appartamenti confiscati dalla Guardia di Finanza e dalla Questura di Padova a Ospitale di Cadore. Il dettaglio dei risvolti inquietanti emerge oggi, a 4 giorni dall'operazione che ha portato alla confisca di quote societarie e beni privati per un valore di circa 11 milioni di euro nei confronti dell'esponente catanese di Cosa Nostra. Come abbia fatto Scarface ad arrivare nel piccolo paesino del centro Cadore resta un mistero. È certo che i suoi beni immobili erano detenuti per il tramite di 17 società di comodo, alcune delle quali già destinatarie di interdittive emesse dal prefetto di Padova. Una di queste aveva fatto shopping a Ospitale, scegliendo di investire in 3 appartamenti di un condominio del paese, valore di mercato complessivo poco più di 100.000 euro. Già condannato dalla Corte di Appello di Catania per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e corruzione, poi ancora condannato a Rovigo con sentenza confermata in appello a Venezia, William Cerbo è stato ritenuto socialmente pericoloso anche dai giudici lagunari perché a Padova si sarebbe radicata la base organizzativa di un complesso sistema piramidale di imprese considerate dirette dal Cerbo, strumentalmente utilizzate per perpetrare truffe nel nord Italia. Dopo l'arresto dello scorso 12 luglio a Cibiana di Matteo Pandolfo, della famiglia del boss palermitano Michele Michalizzi, sembra non esserci più alcun dubbio sul fatto che la criminalità organizzata abbia trovato casa nel Bellunese.